Amici del futsal, buonasera da Matteo Santi e Marco Angelini e benvenuti al Pala Cesaroni di Genzano per Ecositi Genzano L84 Torino, turno infrasettimanale, 20ª giornata di Serie A con un titolo piuttosto chiaro: torniamo a correre. Se lo dicono infatti sia Genzano che Torino, che vengono da due sconfitte pesanti, magari no, ma importanti sì. L'Ecositi è caduta nel derby con la Roma, mentre la L84 ha perso in casa con il Pomezia. Due battute d'arresto che nell'economia di un campionato mega equilibrato, in cui fra il Napoli primo e il Pomezia settimo ci sono solo 9 punti di differenza, possono farla la differenza. Ciao Marco, buonasera. Buonasera Matteo, ben ritrovato a te e ai nostri amici a casa. Ennesimo scontro al vertice. Io più guardo la classifica, più veramente faccio fatica, lo dico spesso, ma quest'anno a maggior ragione faccio proprio fatica a trovare due squadre favorite che possano avere qualcosa in più delle altre, avere tanto di più, perché come hai detto te 9 punti, ma io credo, ecco, il Pomezia che sta facendo comunque una grande annata, però dalle prime 6 sono tutte lì. Forse la L84 con la sconfitta della scorsa giornata ha perso un filino il passo, ma comunque tutte attaccate. C'è stato l'ennesimo cambio al vertice all'inizio di questo turno infrasettimanale. È il Napoli la nuova capolista per la prima volta da sola in testa alla classifica. Ma concentriamoci su questa partita, Marco, perché ci sono dei temi sicuramente e ci sono delle assenze importanti in casa Ecositi. Sconta l'ultima giornata di squalifica un campione come Pablo Taborda, il giocatore argentino, che ha preso 3 giornate di squalifica dopo i fattacci accaduti in casa del Pomezia. In casa L84 due assenze piuttosto pesanti, come il capitano Cosico e come Giuliano Fortini, il primo squalificato, il secondo out per infortunio. Da valutare la situazione in casa Ecositi per quello che riguarda invece l'acquisto del mercato di gennaio, ovvero Leonardo Brunelli, il pivot italo-brasiliano. Lo scorso anno ha fatto benissimo in maglia Sporting Sala Consilina, arriva da un infortunio molto grave, la rottura del crociato, non ha ancora giocato in stagione, e lì per tornare insomma a muovere i passi in campo. È andato in distinta nella gara che abbiamo citato prima in casa con la Roma. Chissà se oggi riuscirà a essere della partita, è in lista anche oggi. Magari andiamo a bordo campo giù da Mattia Esposito, perché magari lui da lì sotto ha un po' carpito quello che è lo stato delle cose, le vibrazioni in casa Ecositi per quello che riguarda Brunelli. Mattia, ciao. Buonasera a voi. Mi chiedete, diciamo così, raccolgo l'assist per il primo spoiler di serata in un certo senso. Abbiamo visto Brunelli scaldarsi regolarmente con i suoi compagni di squadra, ma possiamo anticipare che non sarà della partita, quindi andrà in panchina, ma molto probabilmente non verrà rischiato in campo. C'è una fase calda della stagione che sta arrivando, c'è una finaletta di Coppa Italia alle porte fra meno di un mese a Iesi nelle Marche, e quindi probabilmente Brunelli non verrà rischiato. Per questo motivo ci prendiamo un minuto di time out, poi torniamo qui dal Pala Cesaroni. Ecositi Genzano L84 Torino ci aspetta, super spot e poi di nuovo qui. Come sempre in panchina l'allenatore mister David. È tutto pronto per l'inizio di questo turno infrasettimanale in diretta su Sky Sport. Il match è quello fra Ecositi Genzano e L84 di Torino, due squadre che sono lì nella zona nobile della classifica. Il Genzano è attualmente terzo, 38 punti a -2 dal Napoli capolista. L'L84 Torino invece è sesta, di punti ne ha 32, a 6 di distanza dall'Ecositi Genzano. Eccole le squadre che entrano sul terreno di gioco. La partita sarà arbitrata da Dario Pezzuto e Giacomo Voltarel, con Minardi terzo arbitro e Paverani al crono. L'Ecositi che scende in maglia nera con questi interni fucsia, gioca invece in maglia bianca con inserti nero-verdi l'L84 di Torino. Andiamo a scoprire quelle che sono le scelte degli allenatori per quello che riguarda i quintetti, partendo dalle scelte di Alfredo Paniccia sulla panchina del L84 di Torino. Tondi, Rescia, Cuzzolino, Sicheira e Braga. Probabilmente partirà Schiocchet e non Sicheira in quintetto rispetto a quello che stiamo vedendo adesso, ma insomma, come sappiamo nel futsal i quintetti non sono vincolanti, essendoci ovviamente i cambi liberi in ogni momento della partita. Dall'altra parte invece David Marin dovrebbe tornare titolare dopo 2 partite Stefano Mammarella e non giocare quindi Edoardo Di Ponto, con Bissoni, Fusari, Micheletto ed Olivera. Quintetto consolidato
a comporre lo starting five della squadra di casa. Marco, guardando un po' i numeri di queste due squadre, guardando in particolare la classifica marcatori, no, di entrambe le squadre, si notano due filosofie abbastanza diverse. In casa Ecositi c'è De Oliveira, unico in doppia cifra con 16 gol, staccato, il doppio dei gol del secondo marcatore Micheletto. In casa invece L84 un po' più di equilibrio, addirittura Rescia e Cuzzolino, che non sono propriamente super offensivi come giocatori. Rescia è un centrale difensivo, è il miglior marcatore dell'L84, 11 e 10 gol. Sì, se pensi che la L84 ha fatto 60 gol fatti, l'Ecositi ne ha 5 in meno, ma De Oliveira che ne ha 16, parlando anche con Fabrizio Areneri che è il secondo in panchina dell'Ecositi, mi spiegava anche questo concetto, che molto spesso loro tendono ad appoggiarsi con Giulio De Oliveira, e non soltanto nell'importanza poi del gol, della marcatura, ma anche come modo di giocare, anche per respirare. È un giocatore che sposta tanto gli equilibri, lo sapevamo, lo sta dimostrando ancora di più. Dall'altra parte è una squadra impostata da Paniccia un po' più sull'organizzazione del gruppo, diciamo, ma stiamo parlando di due ex campioni del mondo, di Gogo Wellington, di giocatori veramente straordinari. Oggi ne mancherà uno, secondo me importantissimo, che insomma, fa tantissimo in questa squadra, che è Iosico, senza nulla togliere a Fortini. Diciamo che la sensazione è che l'Ecositi un pochino meglio stia Matteo, gioca in casa, quindi l'L84 viene da una pesante sconfitta contro una squadra che è molto in palla, che la Fortino Pomezia, ma che aveva anche tanti assenti, quindi è stata un po' a sorpresa anche per la quantità appunto della sconfitta, perché 1-5 insomma non è un numero che dice poco. Gli spettatori presenti ad un comportamento leale all'insegna dello sport. Grazie. Confermato il quintetto della Ecositi di Genzano, con Mammarella che ritrova così il posto fra i pali, il posto da titolare. Sarà proprio l'Ecositi a dare il calcio d'inizio della partita, sia Siqueira che Murilo Schiocchet in quintetto, quindi parte senza pivot Paniccia, ed è l'Ecositi a gestire il primo possesso dell'incontro, con Micheletto che va subito in profondità e il pallone che termina sul fondo. Rimessa affidata a Fabio Tondi, che gioca corto da Murilo Schiocchet. Risale su di lui la pressione di Fusari, di prima Rescia cercando Leandro Cuzzolino, pallone che non arriva. Rescia, Cuzzolino e Taborda, che oggi è in tribuna, sono tre straordinari argentini protagonisti del mondiale vinto dall'Albiceleste nel 2016, che ormai da tanti anni insomma abbiamo imparato a conoscere per le loro incredibili qualità. Fusari appoggia per De Oliveira, il pallone girato, la conclusione proprio di De Oliveira dopo il servizio di Bissoni, il pallone che sfila sul fondo. Tondi che si sta insomma anche lamentando con i compagni di squadra, perché ecco, troppo spazio, ripetiamolo, poi Eccolo. a questi livelli insomma questo è un giocatore che come abbiamo già anticipato non segni 16 gol per caso a questo punto della stagione, quindi un minimo di attenzione in più bisogna darlo. Abbiamo visto inquadrati i piccoli tifosi di casa Ecositi, tutti fedelmente in divisa sociale. Seguiamo l'azione dell'Ecositi ancora con De Oliveira, poi andiamo giù da Mattia Bordocampo. Fusari sbaglia l'appoggio per Micheletto, rimessa laterale allora giù da Mattia Esposito. Sì, vi rinnovo il buonasera e vi segnalo che c'è una fasciatura ad una mano, la mano destra, per Sergio Romano, oggetto delle cure dello staff medico dell'Ecositi proprio in questo momento. Chissà che sia stato magari un colpo, una caduta durante il riscaldamento. Vedrete Romano entrare in campo con una bella fasciatura alla mano. Fusari chiude in diagonale, prova a ripartire, rimontato da Siqueira che spinge in maniera vistosa, se ne accorge e fischia correttamente Voltarella. Calcio di punizione in favore dell'Ecositi Genzano, prima infrazione commessa dalla squadra piemontese col fallo in rimonta, in tamponamento di Lucas Siqueira. Eccolo qui. Sì, più che altro ingenuo, perché mette entrambe le mani sulla schiena, sì. Sì, in maniera evidente. Riflettevo anche sul fatto che a sensazione potrebbe essere una partita che ci potrà regalare insomma qualche spunto in più, perché le due squadre non lesinano a giocare, quindi facendo questo... Occhio a Micheletto!
c'è stata una deviazione della barriera davanti a Tondi che era rimasto spiazzato. La palla è terminata sul fondo, sì, veramente di un soffio, dando quasi l'illusione del gol per un attimo. Qui riapprezziamo, è uscita veramente di un niente. Torniamo live perché De Oliveira calcia un up and under con Siqueira che salta sulle spalle di Bissoni. Rimessa la per Lecositi che prova a partire forte, già un paio di buone occasioni. Prima il tiro di De Oliveira, poi la punizione sbagliata. Qui ruba palla Murilo Schiocchet che termina giù, c'è contatto con Micheletto, non per Pezzuto, rimane giù Schiocchet, dolorante per, credo più che altro, la ginocchiata a terra nel momento in cui è ricaduto. Sarebbe stato un fallo importante questo da valutare. Rivediamo Tercetto. Beh, il fallo mi sembra abbastanza netto, tra l'altro con Murillo in possesso di palla senza altri giocatori delle Cositi di fronte. Ti dico la mia, il fallo c'era, forse esagera un pochino nella caduta e quello induce a pensare il direttore di gara che possa aver in qualche modo simulato. Che rischio che si è preso Micheletto, che rischio che si è preso Lecositi. Beh, comunque è un approccio non proprio sensazionale da parte delle due squadre, perché abbiamo visto già un paio, ecco, di errori da una parte e dall'altra. Prova a sgasare Fusari, si trascina il pallone fuori, rimessa laterale. Andiamo già a bordo campo da Mattia. Sì, vi volevo raccontare un po' la reazione di Alfredo Paniccia dopo questo mancato fischio. Ovviamente non l'ha preso benissimo, ho colto, diciamo, il labiale in riferimento, insomma, alla decisione arbitrale, ma così va diritto in porta, è fallo netto. Diciamo che Murillo non avrebbe avuto nessun vantaggio a simulare un contatto in quel tipo di situazione, visto che insomma era stato saltato secco Micheletto. Sta di fatto che ormai è andata, gli arbitri hanno scelto di lasciar giocare. Pezzuto era ben piazzato e probabilmente, come sottolineavi, no, Marco, si è lasciato un po' andare Schiocchet e questo ha indotto l'arbitro di Lecce internazionale a non fischiar fallo. Si gioca comunque con ripartenza L84. Cuzzolino ce l'ha sul sinistro, trova una deviazione, trova anche calcio d'angolo. Primo squillo per la squadra di Paniccia, corner in favore dell'L84 Torino. Se ne va ad occupare Lucas Siqueira. Qui rivediamo, occhio a lasciare il mancino, il miglior mancino degli ultimi anni come Leandro Cuzzolino. Palla dentro, doppio scambio e conclusione, allontana Bissoni, altra rimessa per l'L84. Sì, in questo caso Micheletto ha proprio tolto in tutti i sensi la diagonale di passaggio verso Cuzzolino. Ripeto, anche dall'occasione precedente, insomma, la sensazione è che le due squadre abbiano approcciato un po' in maniera soft, quindi anche la gara, il turno infrasettimanale, comunque affrontare una gara dopo 3 giorni, vediamo, perché questi sono giocatori che se lasci, ecco, un minimo di spazio ti possono castigare in qualsiasi momento. Rimessa laterale dall'altro lato del campo quando sta per scadere il terzo minuto di questo turno infrasettimanale, 20ª giornata. Con Schiocchet che rimette in gioco il pallone su Lucas Siqueira. Rescia ancora da Siqueira, tocco corto Leandro Cuzzolino. Palleggio, come vedete, senza un pivot di riferimento. Prova col 4-0 a scardinare la difesa dell'Ecositi. L'L84 non riesce a trovare appoggi puliti. Tondi che butta giù il pallone col sinistro, pallone che termina direttamente sul fondo dove c'è Stefano Mammarella. Squadre si assomigliano anche nell'impostazione di gioco, perché tendono tutti e due gli allenatori a voler provare a giocare, a non guardare troppo quello che fa l'avversario. La cosa che piace tanto della squadra di Paniccia, le distanze che hanno i giocatori sono sempre abbastanza corti nello sviluppo del gioco, taglio in profondità per cercare la profondità del giocatore che si inserisce. Ripeto, poi gli interpreti, insomma, non sono proprio banali, gli ultimi arrivati. Guardate che bella uscita dalla pressione con Schiocchet che gira sull'entrato Tuli in diagonale, il pallone dentro, copre bene De Oliveira e prova a ripartire lui, spinge centralmente, appoggio laterale di Micheletto, intercetto di Cuzzolino che sradica palla e riparte lui. A quel punto riceve un colpo al volto, questa volta il fischio c'è, il fallo anche e calcio di punizione pure, e arriva anche il giallo per Leonardo Micheletto. Qui rivediamo Micheletto che rimonta su Cuzzolino, allarga effettivamente il braccio, non con un'intenzione aggressiva troppo, però il fallo c'è, la sbracciata anche, e il fallo e anche la munizione mi sento di dire siano corrette.
Ma io devo dire che anche nell'episodio di prima l'abbiamo rivisto, direttori di gara, più passa il tempo, in questo senso dico una cosa in positivo per loro, lasciano giocare, poi ecco ci sono queste situazioni evidenti, quindi tendono a fischiare falli, però quando c'è una situazione di dubbio tendono a non fischiare, e questo si equipara un po' a livello internazionale poi del gioco che abbiamo sia nel calcio che nel calcio a 5, e questa sinceramente è una cosa che almeno personalmente piace. Da lì può andare anche per la porta Leandro Cuzzolino, lo conosce bene, forse meglio di chiunque altro, da compagno e da avversario Mammarella. Parte Cuzzolino, in porta piazzato, Mammarella allontana col piedone e De Oliveira fa ripartire le così di Genzano, viene raddoppiato, tiene con qualità, con la suola il contatto col pallone, gira da Fusari. De Oliveira ancora pressato alto dall'L84, Bissoni conduce in una zona rischiosa di campo con l'esterno per Nem che perde palla. Cuzzolino calcia, Bissoni si immola e concede solo calcio d'angolo. Matteo Bissoni secondo me fa un miracolo letteralmente, se abbiamo la possibilità di rivederlo, si è buttato di schiena, la palla era indirizzata veramente all'incrocio dei pali, non ci sarebbe mai arrivato, per quanto Stefano Mammarella ci ha abituato anche a interventi miracolosi. Adesso se avremo la possibilità di rivederlo, qui grande errore di impostazione. Qui Bissoni, Nem e Cuzzolino che calcia, con Bissoni che fa un miracolo. Cuzzolino! La seconda volta è quella buona, è in vantaggio l'L84 Torino, quinto minuto di partita, 1-0 ha segnato il 17. Ripeto, non mi stupisco affatto, poteva, vediamo intanto il replay, comunque grande velo di Maxi Rexha se non ho visto male. Le due squadre sono molto leggere nella fase difensiva, molto propositive in quella offensiva, quindi bene per chi assiste alla partita, non so quanto gli allenatori, per gli allenatori un po' meno contenti. Comunque sono due allenatori non all'italiana, lo possiamo dire, due allenatori che hanno una filosofia, ripeto, tendono a fare gioco, a non vedere troppo quello che fa l'avversario, con i pro e con i contro che ci sono in queste situazioni. È entrato anche Sergio Romano, l'ha raccontato prima Matteo, con una vistosa fasciatura alla mano, il capitano delle Cositi, numero 2 per presenze in maglia nazionale. Sarà probabilmente raggiunto da Alex Merlim, che è stato riconvocato in nazionale da Samperi. Gli azzurri che si ritroveranno per la doppia sfida con Malta nelle qualificazioni all'Europeo, giocheranno a Reggio Emilia il 6 di marzo e Romano condividerà a quel punto probabilmente il secondo posto nella classifica delle presenze all time con il suo compagno di tante battaglie Merlim. Qui Nem imbuca dentro De Oliveira con un po' di spazio, conclusione fortissima, ci mette le manone tondi, concede solo calcio d'angolo. E questo la L84 non lo deve fare, non deve concedere questo spazio a De Oliveira. Quando un giocatore di questa importanza è in quella posizione di campo, a mio avviso va un pochino più coperta la palla, la diagonale di passaggio, non permettere la profondità all'avversario. Poi ovviamente da qui è sempre molto facile, da lì molto meno, però un'attenzione in più in questo senso, perché è un giocatore che è bravissimo, ripeto, non solo nella marcatura ma a tenere palla e favorire poi l'inserimento dei compagni. Romano prova l'imbucata diretta su De Oliveira, pallone che risbuca nella zona di Mammarella. Rilancio, anticipo di Raguso su De Oliveira, Coco non può tenerla in campo, conquista a metri di campo le così di Genzano proprio davanti alla panchina di Paniccia. 5:30 sul cronometro, 1-0 L84. Romano dentro per Nem, Braga stoppa praticamente per Tondi, ha già rimesso in moto Tuli. Raguso, Coco Wellington, ancora Raguso, Braga in fascia, però la giocata Romano chiude con esperienza, De Oliveira ripulisce da Nem. L'unico rimasto del quartetto di movimento in campo De Oliveira, gli altri tre sono tutti cambiati. Romano, Fantesele e appunto Nem. Qui Fantesele trova proprio Nem che si presenta al limite, scarico per De Oliveira, viene chiuso al momento del tiro, occasione per le Cositi non concretizzata dal suo bomber. Ancora la squadra genzanese che spinge, Nem in fascia, destro dentro, Tondi la lascia lì
e Tuli allontana, sparacchiando via questo pallone che termina in rimessa laterale abbastanza lontano. Fin troppo generoso Nem, aveva approfittato di uno spazio Lego City, una transizione andata male della parte dell'84, aveva tanto spazio, secondo me poteva usare la conclusione perché era una zona centrale di campo. Eccolo Nem, ancora per Romano, di prima in avanti per De Oliveira. C'è una deviazione, c'è rimessa per Lecco City. Tanto spazio per giocare, ripeto. Andiamo a bordo campo, Mattia. Sì, perché insomma a supporto di quello che diceva, intanto seguiamo questa azione, Matteo. Siqueira rimonta su Nem, L84 che può ripartire, spinge Schiocchet, testa alta contro lui De Oliveira, cambio di lato, Siqueira in ritmo in mezzo alle linee e conclusione. Mammarella riesce a deviare col gambone in calcio d'angolo, bella giocata dell'L84, si è venuto a prendere bene palla in mezzo alle linee Siqueira, controllo con la suola per mettersi in ritmo. La rivediamo, Marco. Stop orientato perché vede Nem di spalle, quindi fantastico gesto tecnico e anche la conclusione. Mammarella fa una gran parata, Matteo, anche se la distanza non era proprio non era poca, però insomma l'aveva alzata e messa bene. Proviamo a tornare giù da Mattia per fargli finire il concetto. Vai Mattia Esposito. Sì, volevo andare a supporto di quello che aveva sottolineato Marco Angelini prima, perché insomma Marin, lo stesso Marin si è rivolto verso Nem proprio diciamo con l'extra pass, no? Gli ha detto guarda la porta perché praticamente sei solo davanti al portiere. Ancora Nem col sinistro, stavolta insiste, prova a mettersi in proprio, viene chiuso, Tondi ha rimesso in gioco per Raguso. Siqueira, scarico Raguso, testa alta, pressione di Fantasele, rischia Raguso di perdere un pallone sanguinoso, se la cava in qualche modo Schiocchet. Ora Raguso con spazio, in angolo si apre Braga, Raguso va proprio dall'ex Feldieboli che controlla e calcia, viene murato Schiocchet dal ritmo, ancora da Raguso che incrocia, cerca un diagonale senza trovare la porta. Dentro Siddi per Nem, inserito abbastanza presto nelle rotazioni rispetto a quanto visto contro la Roma nel match giocato venerdì. Da fondo un po' alla sua panchina David Marin, buttando dentro anche interessante giocatore sardo. Braga da pivot, gira dietro Schiocchet, largo sulla sinistra da Raguso, si accintra, pensa al destro, tiene bene la difesa dell'Lecco City con lo scivolamento di Sergio Romano. Schiocchet, Siqueira di prima, Braga prende bene posizione su Micheletto, sovrappone Schiocchet, prende il centro Braga, tiene Micheletto, palla girata per Raguso, imprecisa, rimessa e così di Genzano. Sì, errore figlio anche della stanchezza, adesso viene al cambio. Dicevo, le due squadre stanno trovando secondo me tanto spazio da tutte e due le parti, quindi difese non proprio eccezionali, non c'è una grande pressione sulla palla e Lecco City entra molto spesso nella diagonale di passaggio in verticale. In questo momento non c'è De Oliveira che tra l'altro dopo 7 minuti e 30, insomma, che non sono pochi, Matteo, a questo livello è andato a prendersi un po' di respiro. Primo cambio per pivot ex Pesaro Acqua e Sapone fra le altre. Rescia, Lucas Siqueira, Schiocchet liberato in fascia Maxi Rescia, controllo difettoso dell'argentino e rimessa, palla riconquistata dalle Lecco City con Micheletto che gioca da Tiago Bissoni. Cristiano Fusari sfida Cuzzolino che chiude fascia, prende allora il centro Fusari, passa anche su Rescia, suola all'indietro per Micheletto che però non ha spazio per andare, ancora Fusari, passo, punta, sposta e viene chiuso da un'ottima uscita di Siqueira. Bissoni batte veloce, si dimette giù e appoggia dietro Micheletto, sinistro da lontano, senza ritmo, chiude facilmente Cuzzolino, prova a insistere Lecco City, allontana Schiocchet. Che bravo Siqueira, la seconda volta che ha una lettura in anticipo letteralmente, va proprio a frapporsi nel giocatore Fusari che aveva trovato uno spazio, riesce a leggere la situazione. Questa è una qualità che ha messo già in mostra diverse volte. Siddi, Fusari fascia, prende il centro e riallarga Bissoni, ora col 4-0 anche Lecco City Genzano, cioè senza pivot puro. Bissoni
gira da Micheletto, applaude Paniccia perché è salita bene in pressione l'L84. Qua è salita bene l'L84 e Cositi invece troppo distante, erano letteralmente un 2-2 dove i due giocatori offensivi erano a 15-20 metri. Quello che sottolineavo prima, la differenza della squadra di Paniccia, che è molto organizzata quando esce dalla fase di pressione, con giocatori corti che nel momento giusto poi vanno a fare un taglio in verticale cercando sia la profondità e di sfruttare sia il possesso palla avendo una superiorità numerica. Cuzzolino rischia con un retropassaggio un po' morbido per Tondi, si arrabbia con lui Cuzzolino, richiesta laterale in favore delle Cositi. E comunque Matteo, ecco, si percepisce la differenza di quando De Oliveira non c'è. Marin lo sta già rimettendo dentro. Adesso sarò curioso a fine primo tempo di vedere quanti minuti poi giocherà, però le Cosite deve anche trovare soluzioni diverse, perché non si può sempre appoggiare a Giulio. Qua grande palla, bella palla di Cristiano Fusari, si era piazzato bene sul secondo palo Siddi, era molto forte il tiro, provato a metterci in piede il 21, pallone che però è sfilato via fuori dalla porta. Altra palla recuperata e Tondi non riesce a tenerla in campo. Corner per le Cositi di Genzano. Continua a essere un primo tempo fatto di qualche leggerezza di troppo. sì, è un risultato che poteva essere tra l'altro anche molto più ampio nel numero, perché insomma Bissoni con una battuta dell'angolo così riparte l'L84. Tuli dentro, finta, assist, Rescia ha segnato ancora l'L84, stavolta con Maxi Rescia. Argentino prima, argentino dopo, risultato 2-0. semplicemente l'L84 sta sfruttando al meglio le situazioni che sono capitate. Adesso sentiremo il time out, ovviamente Marina non sarà contento. Eccolo qui, finta di Tuli, va per le lunghe Micheletto. Rescia di prima intenzione, qui in ritardo Siddi, bravissimo Tuli che prima salta uno poi salta l'altro. Rescia con l'esterno, carambola su Mammarella, raddoppio L84 Torino. Time out è così di Genzano. Proviamo a sentire e a spiare il tecnico spagnolo. Estamos adesso poco a poco recuperando quella difesa più aggressiva, quella palla tra linea l'avete preso. Bueno, comunicazione con Pinoza a farla alta, manca mezzo metro in quella prima linea, stanno giocando, arriviamo qua e non abbiamo messo un piede, ok? Dai, continuiamo, testa. Allora, un time out che ha avuto il doppio scopo. Il primo ovviamente quello mentale, perché prendi il 2-0 8-50 al primo tempo. Marino lo chiama al momento giusto per spezzare un pochino il ritmo dell'avversario. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, è una situazione che aveva creato le Cositi mettendo più pressione sul portatore di palla, togliendo la diagonale di passaggio, più aggressivi, perché la L84 è brava a fare quella situazione di gioco. Però ecco, se metti pressione sul portatore riesci a intercettare palla in quella situazione, ovviamente hai più possibilità. Poi Rimesso nella mischia ovviamente De Oliveira, ne abbiamo parlato prima. Qui sbaglia però l'appoggio all'indietro su Bissoni, recupera palla l'L84 Torino. Torniamo giù a bordo campo da Mattia Esposito. Io invece vi racconto il time out di Alfredo Paniccia, visibilmente direi soddisfatto per l'approccio che sta avendo la sua L84 a questa partita. Ha chiesto ai suoi di essere calmi e di gestire con calma il possesso, qualche indicazione anche su 1 contro 1 in fase difensiva, ma direi un Paniccia moderatamente soddisfatto. D'altronde il risultato gli sta dando ragione, doppio vantaggio per i nero-verdi a 8 dall'intervallo, con possesso di palla ora a favore. Cuzzolino che va a battere trovando Fabio Tondi. tra l'altro Paniccia sa benissimo che insomma ha a disposizione dei giocatori, levando la qualità, ma di un'esperienza che da vendere veramente. Mezza le linee, sgomita De Oliveira, ma palla recuperata da Tuli. Cuzzolino, Tuli a due tempi da Braga, si gira bene da Pivot, viene trattenuto vistosamente da Tiago Bissoni. Calcio di punizione e secondo fallo commesso dalle Cositi Genzano nella partita. Buona la giocata di Lucas Braga. Nel frattempo, Marco, andiamo a vedere, perché si stanno giocando tutte le altre partite di questo 20° turno. Sono già terminate. Cosenza Meta Catania 1-5, quindi vittoria dei campioni d'Italia in carica e vittoria importante della Fortitudo Pomezia, che accorcia ancora la classifica. Battuto in casa il Petrarca 2-1 per la squadra di Gianfranco Angelini. Questi gli unici due match per ora terminati.
Sì, squadra che sta veramente attraversando un momento molto, molto buono di forma, nonostante credo abbia ancora qualche problemino, insomma, tra squalifiche e infortuni. Ripartenza Eco City dopo la palla recuperata, ma Coco la strappa a Nem, calcia Coco senza trovare la porta col suo mancino. Rimessa al fondo per Mammarella, continua ad applaudire soddisfatto Paniccia. Fusari, Bissoni prova a dar ritmo, va da De Oliveira, sovrappone Fusari, doppio passo, il campo sta per finire, mette dentro un pallone ma non ci sono compagni, un po' lunghe le distanze in questo momento in fase offensiva per l'Eco City Genzano. Braga alza un pallone in maniera un po' complicata, poi Nem va a complicarsi a sua volta la vita lungo la linea laterale, alla fine l'ultimo tocco è il suo e l'84 Torino recupera un altro pallone. Ne aveva due contro, insomma, con uno spessore fisico discreto tra Braga e Rescia, che ha una forza fisica impressionante. Tuli alla battuta, pallone dietro Cuzzolino, mezza idea di calciare, poi parte Rescia, lo serve nello spazio Cuzzolino. Pallone un po' pretenzioso anche perché Rescia non era riuscito a prendere le spalle comunque di Fusari, che qui riceve da Bissoni. Rimane alta in pressione l'84. Nem, Bissoni scopre e lancia, ma Braga copre benissimo palla, mentre Mammarella prova a rimettere in gioco il pallone, ma si dovrà ripartire con la rimessa laterale e non con quella dal fondo. 7 minuti all'intervallo, 2-0 e andiamo giù a bordo campo da Mattia Esposito. Sì, per raccontarvi anche un po' un piccolo retroscena, cioè del bellissimo rapporto che c'è tra Alfredo Paniccia e i suoi veterani, diciamo così. Parte finale del time out in cui ha avuto spazio per dire due parole Leandro Cuzzolino, ma molto bello anche lo scambio continuo che c'è con Coco Wellington. Fusari, appoggio per De Oliveira, ancora liberando Cristiano Fusari, scarico Bissoni. Nem attaccato forte da Coco Wellington, passa bene Nem, alla fine arriva il fallo di Tuli, secondo ammonito della partita dopo il giallo a Micheletto. Pezzuto lo sventola in faccia al capitano dell'L84 Torino, che viene correttamente, mi sento di dire, ammonito su questo fallo, interrompendo una potenziale occasione. Sì, assolutamente Matteo, diciamo le due squadre stanno anche gestendo molto bene la situazione falli, perché sono ancora due pari, mancano 6 minuti, quindi come nell'episodio di Bissoni prima devono fare attenzione perché poi spendono anche cartellini, però nella gestione dei falli possono permettersi appunto di spendere qualche fallo in queste situazioni per togliere un'occasione pericolosa all'avversario. Fantasele vince il rimpallo e passa con l'esterno da Nem, destro incrociato di Nem, Schiocchette in scivolata, concede solo una palla fuori all'Eco City. Buona chiusura da parte di Murilo Schiocchette, dovrebbe essere calcio d'angolo per l'Eco City Genzano. Se ne va ad occupare, sbucando da dietro cartellone Tiago Bissoni, la alza per Nem, mancino fortissimo, ci mette la testa anche con coraggio, mi sento di dire, Giulio De Oliveira. Un pallone che però sfila sul fondo, nessun problema per Tondi quando ci stiamo per affacciare agli ultimi 6 minuti del primo tempo. Lancio di Tondi, Coco mette giù col petto, esce Mammarella. Bissoni, Fantasele in buca profondo, De Oliveira sovrappone Bissoni, la tiene De Oliveira, scarico sulla terza rotazione che è Nem, respinto il 27 che insiste, prova a partire sul lato forte, si gira Bissoni improvvisandosi pivot, poi De Oliveira, scarico Fantasele, prova ad aumentare i giri del motore l'Eco City. Fantasele, isolamento, sposta palla, destro, forte, murato da Mattia Raguso. Questo l'L84 sta veramente facendo una gran partita perché riesce a controbattere i tiri. Secondo me l'unico aspetto che deve migliorare è non far arrivare palla a De Oliveira come nell'occasione di prima, dove ci si sono proposti 3 giocatori, e deve evitare questa situazione. Dentro Bissoni, allontana l'L84, Schiocchette si presenta a 10 metri e calcia incrociando, lo fa bene Mammarella, attento, va a deviare in rimessa laterale. C'è time out per l'L84 Torino, credo fosse il motivo per cui ci ha chiesto la linea il nostro Mattia Esposito. Andiamo a seguire il time out chiesto da Paniccia, che probabilmente vuole fermare un attimo il momento della partita perché ha visto un buon momento dell'Eco City.
Dobbiamo resistere adesso, continuare a difendere così e cercare soprattutto di sfavorire tanti palloni inculati su D'Olivera. Mettetevi sulla traiettoria del passaggio. Ora dopo il calcio d'angolo vieni per Braga, a meno che dobbiamo 3-1 e sfoghiamo la manovra davanti. Calcio d'angolo numero 3, ok? Sì, numero 3. Dopo. Calcio d'angolo numero 3. Andiamo a tagliare, ci fermiamo qui davanti, ok? Questo viene qua, vediamo se non esce, ce la giochiamo di qua, prosegue, palla sul secondo palo. Se invece esce, proviamo a calciare questa palla di qua. Forza la calciare. Allora Marco, intanto volevo farti i complimenti, sembra quasi che facessi l'allenatore. No, giuro che non ci siamo messi d'accordo. No, vabbè, Matteo è evidente, dai. È abbastanza evidente, un allenatore come Alfredo si è reso subito conto che è una situazione che va migliorata. Detto questo, sta facendo tutto bene l'84, è l'unica cosa che quantomeno se deve arrivare la palla non fatela arrivare così facilmente, perché insomma poi ripeto, lui è bravo a tenerla ma sono bravi anche i compagni a inserirsi. Batte Coco Wellington, calcia Siqueira, Romano sulla diagonale del secondo palo, intercetta anticipando Schiocchetta, riparte Fantasele, riappoggia così per De Oliveira e allora Romano ancora dall'11 nuovamente il capitano delle Cositi, Micheletto pressato forte, Schiocchet allontana anche questa a bordo campo da Mattia Esposito che è stato appena colpito dalla pallonata. Esatto, sono stato Sei appena vivo? colpito, sì, sono ancora vivo, vi volevo confortare sotto questo punto di vista e raccontarvi anche il time out. Intanto ti ripasso la linea, Matteo. Strappa palla Coco Wellington, finta in mezzo al campo, chiude De Oliveira, ancora Fantasele che accelera da dietro Coco Wellington, cartellino giallo anche per lui, si autoaccusa, cenno di intesa con Voltarel, dice sì ho fatto fallo io, cartellino giallo, terza ammonito della partita. Noi ne approfittiamo per tornare giù da Mattia per il time out di Marin. Il time out di Davide Marini che fondamentalmente ha chiesto pazienza ai suoi giocatori. Abbiamo troppa fretta di andare in avanti, è vero, il gol si fa davanti ma si costruisce partendo da dietro, quindi ha chiesto maggiore attenzione e maggiore precisione e attenzione in fase proprio di costruzione dell'azione. Costretto a spendere questo fallo Coco Wellington che è uscito fuori dal campo arrabbiatissimo, credo con i suoi compagni di squadra per questa palla persa sanguinosa che l'ha costretto insomma a beccarsi, a vedersi sventolare il giallo. Guarda, riesco appena a dire che tutti i meriti e i pregi che ha De Oliveira, il replay non ha potuto far rivedere l'azione che è partita prima, ma Matteo credimi mi ricorda molto giocatori tipo Salas Borruto con quella furbizia, quella scaltrezza di rubare la palla, la sfila letteralmente all'avversario. Micheletto, punizione sinistro, De Oliveira, proprio lui va a calciare, non devia neanche Raguso, rimessa dal fondo. Pensavo per un attimo Micheletto potesse andare diretto per la porta, con quel sinistro lì invece ha scelto l'apertura per De Oliveira che non ha trovato il bersaglio grosso. Schiocchet, lancio lungo, occhio a Braga, costretto Mammarella a uscire, non tocca neanche lui, rimessa dal fondo Ecositi, giocata corta per Sergio Romano. Micheletto in fascia contro Braga, Fantasele, Romano, ancora André Fantasele, in buca De Oliveira, rimorchio Fantasele, la sprecata questa super chance per dimezzare lo svantaggio per l'Ecositi, costruita benissimo sulla diagonale Fantasele De Oliveira che ridà palla con i tempi giusti e poi Fantasele che però calcia male col destro. Sì, questa era un'altra grande occasione, devo dire che con quelle Cositi, ecco, sfortunato perché non 2-0 secondo me un tantino eccessivo, proprio perché ha creato tanto. Giocatori di Marin sono forse meno lucidi del solito proprio nell'ultimo sforzo, oltre che fisico anche mentale, proprio di arrivare alla conclusione. Un solo gol in campionato fino a questo momento per André Fantasele, che probabilmente non sta attraversando anche per questioni fisiche miglior stagione della sua carriera, giocatore di fantasia, di grande qualità, e poco fa ha sfiorato il gol del 2-1. Intanto para Marella, smanaccia e riparte l'Ecositi, taglia il campo Micheletto, fallo di Braga, un'esperienza se l'è andata a prendere Micheletto tagliando davanti all'ex Feldieboli. Qua Matteo hai detto benissimo, perché questo se l'è andato proprio a cercare letteralmente, taglia davanti con quello diciamo prima, con furbizia, anche se ancora
insomma, anche se è arrivato a 4 falli, ma 3,54 mi sembra ancora una situazione gestibile. Un buon margine, diciamo. Chiaramente un altro fallo e l'84 finirebbe in bonus, il che vorrebbe dire che poi dal fallo seguente, dal sesto, l'Ecositi potrebbe calciare un tiro libero. Si deve asciugare il parquet del Pala Cesaroni di Genzano. Inquadrato, comunque ancora abbastanza tranquillo David Marin, ha visto comunque la sua squadra viva, e questo è un buon segnale, a prescindere che il punteggio la vede sotto 2-0. Guarda, pensavo anche nel riscaldamento, nel cercare di analizzare questa partita, nel leggere alcune situazioni. Le due squadre si assomigliano anche perché hanno nei due tecnici quella calma, quella serenità, trasmettono comunque alla squadra quello che devono trasmettere con grande preparazione. Almeno personalmente io ritengo che siano due ottimi tecnici, tra i migliori che ci sono nel panorama del nostro campionato, però ecco, oltre alla loro bravura, alla loro qualità, hanno questa proprio loro particolarità caratteriale, che sono molto tranquilli. Micheletto calcia e poi schiocchetta, anticipa De Oliveira, un po' leggera qui l'84, ha rischiato tanto. Micheletto alza per Fantesele che mette giù e punta Raguso, occhio alle sue finte, imbuca ancora De Oliveira, rimorchio Fantesele, altra chiusura dell'L84, mentre Schiocchetta ha perso una scarpa, non inquadrato. Eccolo sì, qui. A costo veramente di ripetermi tante volte, l'unica cosa che mi stupisce anche a livello proprio di intelligenza, di saper leggere le situazioni dell'avversario, che i giocatori dell'84 non riescono proprio. Passa la palla tante volte per De Oliveira anche nel chiudere le gambe, perché tendono a farla passare sotto le gambe quando non c'è meno spazio. Qua bravo in questo caso Cuzzolino, sì. Però ecco, è l'unico aspetto che dovrebbe migliorare la squadra della Mole. Diagonale, grandissima palla di Fantesele, che nelle ultime 2 trazioni ci ha deliziato con delle uscite veramente di altissima scuola. Non è riuscito a calciare a volo Micheletto. De Oliveira, spalle alla porta, scarica, occhio a Fantesele che ha preso fiducia ancora da De Oliveira, taglio di Romano, Fantesele contro Braga, mismatch, passa, calcia cadendo giù senza fallo. Questo secondo me era fallo evidente, mentre Braga già dall'altro lato del campo viene rimontato da un buon intervento di Sergio Romano, rimessa dal fondo. No, qua veramente non avrebbe avuto motivo Fantesele di accentuare, perché era letteralmente entrato. Micheletto prova a girarsi, viene chiuso regolarmente da Raguso, 2 contro 2, Raguso cambia di lato per Tuli che vuole insistere, Cuzzolino arriva al piccolo trotto, preferisce ragionarci su e non spingere. Ora qua un po' di stanchezza, Micheletto, Fantesele, ecco, infatti Fantesele si butta letteralmente a terra secondo me per respirare. Ha fatto uno stint in cui ha provato a caricarsi un po' la squadra sulle spalle, il peso offensivo e della qualità offensiva dei suoi Fantesele è rimasto giù, non so se credo proprio un affanno di stanchezza. Sì, l'avevo percepito subito 10 secondi prima che si accasciasse a terra, ma non solo lui, anche Micheletto. Massimo sforzo per l'Ecositi, che ovviamente sta cercando quantomeno di dimezzare lo svantaggio, perché ecco, ripeto, non è stata fortunatissima in questo primo tempo, ritengo che non abbia assolutamente fatto un cattivo primo tempo. Purtroppo per l'Ecositi, dico, quando poi hai di fronte giocatori come Cuzzolino, come Rescia, come Coco Wellington, che hanno un'esperienza, come Tuli, perché è stato bravissimo nella situazione del secondo gol, insomma paghi quello. Andiamo a bordo campo, Mattia Esposito. Sì, quasi forse un indurimento al polpaccio per Andrea Fantesele, perché si è fatto massaggiare proprio in quella zona dallo staff medico dell'Ecositi. Sta uscendo sulle sue gambe, muscolatura degli arti inferiori notevole per il giocatore forse di maggior classe dell'Ecositi. Costretto al cambio, al suo posto rientra Fusari che restituisce palla all'L84 che riparte dal basso. Cuzzolino trova l'uscita buona per Tuli, taglio di Rescia, perso da Nem, non lo serve, non forza Tuli. Schiocchetta ancora il suo capitano, pressione alta dell'Ecositi, Schiocchetta alza un pallone sul quale fa buona guardia Romano, Fusari lo tiene vivo, Schiocchetta ripropone trovando ancora Tuli e questa volta punta alla porta, tocco di Fusari, Romano prova a ripulire con una palla rischiosa, Fusari
poi Cuzzolino, confusione massima, alla fine la palla sbuca nella zona di Mammarella. 90 secondi all'intervallo, squadre un pochino stanche in questo finale di primo tempo, poca qualità nella trasmissione. Qui una buona palla invece di Nem per De Oliveira, ancora un fattore lì davanti. Arriva Fusari a rimorchio, conclusione, deviazione, calcio d'angolo e così. Sì, capisco Marin anche nell'indicazione che tramite il nostro Mattia Esposito a bordo campo ci ha suggerito, meno intraprendente del solito. Non so se è perché il ragazzo magari ha anche qualche affaticamento, non è un momento particolarmente brillante sotto l'aspetto fisico, però ecco, rispetto al solito prova di meno la giocata. In una situazione era proprio evidente che sarebbe dovuto andare da solo, ma in generale lo vedo un po' più con il freno tirato. Siqueira, Cuzzolino, parallela corta per Siqueira, tocca per Schiocchet, Cuzzolino al volo, la prende Fusari, Romano, Nem, ultimo minuto di primo tempo, fascia Nem contro Cuzzolino che lo mura letteralmente, fallosamente per Pezzuto. Quinto fallo per Lecco City, mi sento di dire un buon momento comunque per spendere l'ultimo fallo a disposizione. Manca un minuto, meno di un minuto alla fine. Qui rivediamo l'intervento di Cuzzolino. Non mi trovo d'accordo, se non da replay e dalla diretta avevo proprio la sensazione che Cuzzolino avesse letto bene la giocata dell'avversario, e questo secondo me è un fallo un tantino eccessivo. Fusari si accentra destro, facile per Tondi che blocca in due tempi, si allunga Cuzzolino, vuole andare da lui Tondi, Romano, ottimo il suo anticipo, Fusari, Nem, arriva Fusari, l'uscita e la chiusura di Rescia, decisivo, ultimi 20 secondi di primo tempo. Siqueira si mette in proprio, fa tutto da solo, riesce anche a calciare, alla fine va a prendersi una rimessa laterale, grande sprint da parte del numero 8 dell'L84, che secondo me ha fatto un gran primo tempo, quantomeno proprio nella lettura delle giocate, delle situazioni. Attenzione a Cuzzolino, la alza per Murillo che la rimette dentro, ma Mammarella la lascia lì, ne lascia una mezza occasione per l'L84, mentre Cuzzolino va da Tondi che trova Siqueira, parallela per Rescia che deve calciare, sta suonando la sirena, arriva il fischio da parte degli arbitri. All'intervallo è avanti 2-0 l'L84 Torino sulla Eco City Genzano. I gol tutti argentini, il primo di Cuzzolino al quinto, il secondo di Rescia al 12°. Andiamo in pausa, poi torniamo qui per il secondo tempo, anzi per l'intervallo e poi per il secondo tempo della partita. Siamo nell'intervallo di Eco City L84 Torino, come potete vedere in sovraimpressione avanti la squadra piemontese 2-0 grazie ai gol di Cuzzolino e Rescia. Mentre andiamo a rivedere qualche immagine del primo tempo, Marco, mi sento di riassumere così: partita tutto sommato equilibrata, meglio l'L84 nel finalizzare, ovviamente il risultato parla chiaro. Sì Matteo, così l'abbiamo già accennato durante il primo tempo. Ecco, quello che posso aggiungere è che lo stupore un po', ma ti ripeto, è figlio anche della mentalità degli allenatori, che sono due ottimi allenatori. Forse le così di un pochino mentalmente col freno tirato, perché poi le conclusioni le ha avute, le occasioni le ha avute, non so, ripeto, spesso si appoggia, come ho accennato anche all'inizio del commento della gara, De Oliveira, però le occasioni le crea, forse manca un po' di spirito agonistico, questa è l'unica nota un po' negativa. È stato un bel primo tempo tutto sommato, tante le occasioni come stiamo rivedendo, come questa di Siqueira con la parata di Stefano Mammarella, e questo invece la bella giocata di Tuli che porta al raddoppio siglato da Maxi Rescia quando eravamo al 12° minuto del primo tempo. Fa tutto benissimo il capitano dell'L84, prima lascia passare il pallone in fascia, poi frenata con rientro e assist al bacio per l'inquadrato, giocatore argentino, giocatore di infinita classe e qualità, centrale difensivo, ma ha segnato 12 gol in campionato, è attualmente il miglior marcatore dell'L84 di Torino, che qui ha rischiato nel finale su questa occasione capitata a Giulio De Oliveira, e questa parata di Fabio Tondi
ha avuto, l'abbiamo detto, le chance Lecositi, ma non ha concretizzato, non ha fatto poi fin troppo male a Fabio Tondi, e così all'intervallo è 2-0 per l'L84 Torino. Noi torniamo in pausa e poi qui per il secondo tempo della partita. Bentornati in diretta dal Pala Cesaroni di Genzano per questo turno infrasettimanale di Serie A. Qui si sta giocando un interessante Lecositi Genzano L84 Torino. È già rientrato in campo Lecositi, non ancora l'L84, come vedete il parziale dice 2-0 L84. Allora ne approfittiamo per andare a vedere i risultati dagli altri campi, con il Catania che ha vinto 5-1 a Cosenza e il Pomezia che ha vinto 2-1 in casa contro il Petrarca. È terminata anche Sandro Abate Manfredonia 4-3. La Roma ha ribaltato in questo momento il parziale in casa del Sala Consilino, perdeva 2-0 e sta vincendo invece 3-2. Ma prima di farvi il resoconto completo andiamo giù da Mattia Bordocampo. Sì, un flash con Alfredo Paniccia prima dell'inizio del secondo tempo. Direi i primi 20 minuti di grande concretezza da parte della tua squadra. Avete sfruttato bene le occasioni che avete creato. Sì, i ragazzi stanno interpretando al momento al meglio la gara, però mancano 20 minuti, il risultato del passivo è ancora molto in equilibrio, quindi bisognerà continuare a difendere con questa intensità. Difesa e concretezza, questa è la chiave per il secondo tempo. Difesa è uscita dal pressing, migliorare qualcosa e provare ad essere maggiormente offensivi ancora. Grazie ad Alfredo Paniccia. Dicevamo degli altri parziali, con lo scontro salvezza che in questo momento vede avanti l'Active 3-2 in casa del Pesaro che ha subito anche l'espulsione di Ale Patias. l'Eboli sta vincendo 2-1 in casa con la Came in scioltezza. Il Napoli 6-0 in casa del Benevento per confermare la vetta della classifica. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, sarà l'L84 a dare il via a questa ripresa, con Tondi, Schiocchet, Lucas Sicheira, Cuzzolino e Rescia, mentre dall'altra parte Mammarella, Bissoni, Micheletto, De Oliveira e Cristiano Fusari. Lancio in avanti, subito libero Cuzzolino che calcia, Mammarella ha costretto a uscire anche oltre il limite della propria area di rigore. Arriva il fallo intanto di Sicheira su De Oliveira. Siamo ripartiti subito con le marce scalate, sì, e a grande velocità. Movimento di scarico pazzesco di Cuzzolino visto dalla diretta, veramente ha letteralmente mandato Bissoni dall'altra parte. Insomma, che è un difensore non da poco, quindi grande occasione. Vediamo se la partenza del secondo tempo è un pochino più accesa, perché le due squadre, ripeto, mentalmente sono partite col freno tirato. Qua mette il piede Sicheira, che comunque in queste situazioni si è comportato molto bene il primo tempo, è un giocatore, ecco, con grandi qualità difensive, lui insieme a Raguso. Insomma, adesso credo che qualche minutino, ovviamente Rescia, qualche minutino in più nel secondo tempo lo avranno proprio per difendere questo risultato. Mi allungo un pochino solo per ripetere il concetto che ha espresso Alfredo, che è la cosa che pensavo all'inizio del secondo tempo: deve fare attenzione, perché Lecositi, come ha chiesto il suo allenatore, deve mettere più pressione sul portatore di palla in quella zona di campo, e l'84 deve fare attenzione proprio a quell'uscita pressing. Bissoni manda in verticale cercando De Oliveira, fa buona guardia Maxi Rescia, pallone che termina sul fondo grazie all'intervento difensivo dell'ex giocatore del Rieti, che qui a Genzano ha già giocato in maglia Cogianco, quella che allora era la Cogianco, ma poi tante varie, tantissime, altissime di livello esperienze per l'argentino, come quella del Levante in Spagna. Insomma, una carriera extra lusso quella di Maxi Rescia, che ha giocato anche all'Anderlecht in Belgio. Fusari punta, Schiocchet prova ad andare via in fascia sul sinistro, un controllo di troppo, un'esitazione di troppo, attenzione che si è anche fatto male Fusari, dolorante all'altezza della coscia, nella parte alta. Si è fatto male da solo, insomma, preoccupante in quella zona. Sull'esitazione precedente evidentemente ha sentito tirare. Tra l'altro giocatori che... Sì, andiamo a Bordocampo da Mattia, scusa Marco. Sì, confermo, ho sentito tirare la coscia a sinistra Cristiano Fusari, adesso accompagnato in panchina dallo staff medico delle Lecositi. Tra l'altro bel gesto di Alfredo Paniccia e Mattia Raguso, che si sono alzati dalla panchina per andare a rincuorare proprio Fusari. Accelerazione di Fantesele che mette dentro il pallone, Cuzzolino come fosse
un ragazzino di 20 anni. Sì, per fortuna Fantesele sta meglio, perché anche Fantesele ha avuto problemi. Sono proprio i due giocatori che più si sono un po' presi carico nelle situazioni di uno contro uno, nel provare a cercare la superiorità numerica. In questo si assomigliano molto, poi ovviamente Fantesele ha le sue qualità, però ecco, insomma, sarebbe una perdita non da poco per la Cositi, soprattutto sotto 2-0. Battuta di Bissoni che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare deviazioni, pallone sul fondo. Sarà preoccupato anche Samperi, il CT della nostra nazionale, che ha inserito proprio ieri nelle sue convocazioni Cristiano Fusari, che ha ritrovato la nazionale dopo 5 anni nel precedente raduno in cui l'Italia ha giocato in casa a Catania con la Bielorussia e poi andando a vincere fuori casa in Finlandia. È stato confermato nelle scelte dell'allenatore siciliano. Adesso, situazione chiaramente che andrà valutata nel frattempo. Proprio Fusari, lo stiamo vedendo bene dalla nostra postazione, alle prese con le cure dello staff medico delle Cositi, che nel frattempo gira palla con Fantesele, sfida Cuzzolino, capito con un giro d'anticipo le intenzioni del 99 e accompagna il pallone sul fondo. A volte bisogna sapersi scegliere l'avversario. Cuzzolino, oltre alle infinite qualità tecniche, ha un'altra qualità che per me è pazzesca, quella di saper leggere poi le intenzioni dell'avversario. Fantesele, Bissoni apre per Micheletto, mette una palla interessante in mezzo, in qualche modo allontana Tondi, poi doppio tocco, il calcio d'angolo ancora per le Cositi. Se ne va ad occupare Bissoni. Sì, Cositi che avrebbe bisogno anche di una scintilla, Matteo, quindi anche un'occasione per sbloccarsi un pochino mentalmente, perché sì, è comunque in palla, sta creando, però la sensazione è che sia quella, insomma, che mentalmente, caratterialmente non sia proprio acceso al 100%. Questa era un'altra buona occasione non sfruttata da un ottimo mancino come Leonardo Micheletto. Cuzzolino, a proposito di mancini, gira da Schiocchetta, a due tempi da Tuli, viene in mezzo Cuzzolino, lato lato per Rescia, parallela per Schiocchetta, azione da manuale dell'L84, calcia Schiocchetta, para Mammarella. Hai detto benissimo, sarebbe da rivederla dall'inizio con la qualità, la distanza. Matteo, la sottolineo questa cosa perché è fondamentale, la distanza che tengono i giocatori di Paniccian in questa uscita pressing è meravigliosa veramente. Tuli, palla geniale con l'esterno per Rescia, ancora Mammarella a chiudere. Tra l'altro poi quando parliamo di campioni, di giocatori in campo, Mammarella qua mette due pezze non da poco, perché ecco, siamo sul 2-0, ma se dovessimo andare sul 3-0 sarebbe dura, una bella batosta. Ancora Tuli alla rimessa, dietro da Schiocchetta, stavolta calcio alto, nessun problema a questo giro per Mammarella. Tra l'altro l'infortunio di Fusari, qui rivediamo che palla che ha dato Tuli con l'esterno sinistro, è bravissimo Mammarella con la croce a difesa del primo palo. Fantesele contro Tuli, 1-2, palla profonda col triangolo chiuso da Micheletto, riesce ad allontanare Coco Wellington, attento. La rimessa ancora André Fantesele, arriva incontro Micheletto, sceglie la palla per De Oliveira che prova a girarsi, viene chiuso però ancora da Coco, tiene bene la difesa dell'L84. Fantesele prova a sparigliare le carte ma ruba palla a Rescia, Rescia si presenta ancora contro Mammarella, tocco sotto e Mammarella tocca ancora e poi allontana Micheletto. Altra chance per l'L84, nuovamente a un passo dal gol del 3-0. Poi arriva il fallo netto di Bissoni su Tuli e il calcio di punizione per l'L84, un po' contata come un pugile all'angolo in questo momento le Cositi. Questa l'occasionissima per Maxi Rescia. Sì, la sensazione è che parata di Mammarella. Sì, la sensazione è che la L84 abbia fiutato la difficoltà dell'avversario, stia giustamente cercando di affondare il colpo. Anche non solo le occasioni, Matteo, anche questo fallo di Bissoni veramente gratuito,
momento di difficoltà della squadra di Marin. Tuli passa su Fantasele, tiene il pallone in campo, non è uscita, la difende all'altezza del corner, alla fine è lui l'ultimo a toccare e la rimessa dal fondo è per Mammarella, che lancia lungo per la corsa di Romano, che la prova a rimettere in gioco per De Oliveira. Arriva invece Tuli ad allontanare la minaccia, rimessa a Ecositi, De Oliveira, Fantasele di tocco per Micheletto, errore di leggerezza qui di Fantasele e palla riconquistata dalla squadra di Paniccia. Coco Wellington, Lucas Braga, arriva Coco, prima rotazione andata, seconda pure, si fa vedere Tuli, Braga fa tutto da solo, sente l'odore del sangue, l'84 azzanna la partita, 3-0, grande giocata da pivot di Lucas Braga. Questa è una mazzata, era nell'aria Matteo, qua Lucas Braga si gira. Mi dispiace dover sottolineare l'errore ma di Sergio. credo l'errore di Sergio, che è un mio caro amico, ma commette l'errore di cercare l'intervento nel momento sbagliato e lo manda soprattutto nella zona di campo sbagliata. Comunque, a prescindere da questa situazione, era un momento dove si fiutava che la L84 potesse affondare il colpo. Capisco anche Marin che non può chiamare il time out appena dopo 3 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo, quindi è un momento dove l'Ecositi secondo me deve cercare di tenere un pochino botta, far passare minuti, cercare l'occasione, la scintilla che la possa riportare in gioco, ma ha anche qualche acciacco, Fantasele acciaccato, Fusari che è uscito, quindi adesso vediamo come reagirà. Un grandissimo approccio di secondo tempo per l'Ecositi, per usare un eufemismo. Molto bene invece l'L84, che ha capito il momento della partita e la squadra esperta è andata lì a segnare il gol del 3-0 che aumenta le distanze. Poi ci pensa anche Fabio Tondi e questa sul primo è una squillo. Grandissima parata veramente, perché grande giocata di Dolever e Nem, soprattutto proprio nella tempistica, e qua fa veramente una grande parata. Angolo Nem, palla per Fantasele, di tocco per Romano che la difende all'altezza del calcio d'angolo, prova a mettere dentro ancora da Nem, che calcia trovandosi all'improvviso il pallone lì, girandosi in un fazzoletto, palla sul fondo, un paio di squilli dell'Ecositi che prova a reagire. Qui però c'è spazio per Coco Wellington che va in diagonale per Braga contro De Oliveira, non proprio un difensore. Palla girata su Raguso, chiama ancora questo giro palla Paniccia, che continua a dire dalla sua panchina: giriamo, giriamo, andiamo, facciamoli muovere. Trova una palla in diagonale Coco, che però non riesce ad andare da Braga. Comunque non fortunata l'Ecositi, devo dire, stasera, con tutti i meriti della L84, anche in queste due situazioni che ha creato non è fortunata perché non trova la porta per centimetri. Credo che almeno un gol lo avrebbe meritato. Bissoni, pressione forte dell'84, grande giocata di Nem che però poi viene chiuso da Raguso. Coco Wellington, mezza linea, Braga! Altra bella giocata, altra bella parata di Stefano Mammarella. Poi Siddi, raddoppiato, fallo secondo me di Braga, sì, arriva il fischio infatti di Pezzuto. Calcio di punizione per l'Ecositi Genzano, che prova a far passare la mareggiata, ma deve stare attento perché ogni volta che l'L84 ha una mezza situazione in questa partita crea un'occasione, come poco fa con Braga a bordo campo Mattia Esposito. Prima però seguiamo l'azione dell'Ecositi con Bissoni, sovrappone Romano, Bissoni fa tutto da solo e calcia lontano dalla porta di Tondi. Vai Mattia. Sì, stavo cercando di capire se Fusari può insomma tornare in questa partita, direi di sì, perché si è alzato in piedi, stava facendo qualche operazione di stretching, adesso è arrivata anche una fasciatura, sta arrivando una fasciatura sulla coscia, ma dovrebbe tornare in questa gara. Altro fallo, questa volta di Bissoni su Braga. Nel frattempo Marina allunga le proprie rotazioni e sta per fare il suo esordio nella partita Mattias Lara, altro giocatore argentino Sì, che non ha visto fin qui il campo, però per che necessità insomma direi che è il momento giusto, perché allora riflettevo e vedo Bissoni che zoppica vistosamente, comunque ha una fasciatura sotto la coscia destra, Fusari che insomma sicuramente non è al meglio, anche Fantasele ha avuto parecchi acciacchi, quindi direi che è arrivato il momento anche di provare a utilizzare forze fresche. punizione affidata a Mattia Raguso. Si fa vedere Cuzzolino che gira Coco di prima, è ben piazzato Schiocchet, ma c'è Mammarella con le sue mani salde. Nem, Romano,
lancio lungo, non trova deviazioni, palla recuperata dall'L84. Bissoni, Matteo, che non ricordo se è stato ammonito il primo tempo. No. No, Gialli perché... Micheletto, te li riepilogo. Ok. Micheletto, Tuli e Coco. No, perché è un paio di occasioni, tra l'altro, ecco, come sottolineavo prima, sta uscendo vistosamente acciaccato. Sì. Stanchissimo anche, direi. Rimessa laterale e palla battuta dall'L84, in controllo, direi, oltre che tecnico, emotivo della partita fino a questo momento. Lara, Nem, CD, pressato da Siqueira, Romano, la palla termina fuori. In questo momento si sente anche tanto l'assenza di un leader mentale, carismatico, no? Come Borda. Beh, oggi ovviamente è un'assenza importante, non ci dimentichiamo che anche dall'altra parte c'è Iosico, che insomma non è da meno proprio per il contesto di squadra, tanto gran palla. Cuzzolino col tocco sotto, qua. Mammarella se la ride. Si fa pallone sul fondo. Si conoscono, devo dire che qua insomma Leandro fa un po' un errore proprio di valutazione, però ha fatto un movimento veramente impressionante. È la seconda volta che riesce a scaricare la marcatura. Sidi, Romano, ancora Sidi, riesce a trovare Mattias Lara. Sergio Romano si gira fronte porta e lancia, trovando una buona uscita di Riccardo Sidi, preso da Schiocchet. Romano in mezzo al campo, suola e va da Lara, pallone per Sidi. Romano contro Cuzzolino, buona imbucata di Romano, sì, destro-sinistro, non trova Lara, ricacciata via l'Eco City, la rimessa addirittura è per l'L84, battuta da Schiocchet. Raguso, consolida il possesso la squadra di Paniccia, poi forza però la giocata Raguso, la recupera l'Eco City. Nem con tanto campo da risalire, gli dà un appoggio Sidi, servito giù Nem, non c'è fallo. Sì, Nem insomma non è la prima volta che, infatti adesso viene ripreso dal direttore di gara, ho avuto anch'io la sensazione che è la seconda o terza volta che appena viene toccato, questi anche sono i segnali, no? I segnali di gioco che comunque sei in difficoltà e provi in qualche modo anche a far salire falli. Sì, mette la mano Siqueira, ma troppo poco per... Bravo Voltarel nel leggere questa situazione, no? E cercare di dire guarda che ti ho sgamato. Palla di Cuzzolino per Rescia, ancora Mammarella, altra occasione per l'L84. Sì, altra grandissima giocata, le occasioni sono tante. Adesso la Cositi è stanca, ripeto, sta cercando di far passare qualche minuto, adesso stanno rientrando Micheletto e De Oliveira e Siqueira, sombrero, poi arriva Tuli, murato da Nem, applaude convinto Paniccia, non potrebbe essere altrimenti. A metà di questo secondo tempo rimette dentro i calibri da 90 Marin con Micheletto e De Oliveira cercando una scossa col punteggio che dice 3-0 all'84. E se Paniccia cercava una risposta dopo la sconfitta interna col Pomezia, fino a questo momento la squadra gliel'ha data, e come se gliel'ha data la risposta. Insomma 3-0 in casa delle Cositi, ripeto, oggi visibilmente in difficoltà, forse è la prima volta all'interno di questa stagione, anche per una situazione di difficoltà non solo di gioco ma anche numerica, anche di stato di forma dei giocatori. Sì, è vero, mancata Borda, però insomma è un'assenza in una rosa super competitiva. Fantesele, Lara, si va a vedere De Oliveira, servito su di lui Rescia, bellissimo il duello, bella la giocata di De Oliveira, deviazione di Tondi che concede solo corner, e anche uno come Rescia fa fatica contro un pivot come De Oliveira. Ma in questo momento è assolutamente il leader della squadra per tanti motivi, nei momenti di difficoltà tendi, ve lo dico da ex giocatore, ad appoggiarti ai giocatori più importanti. Tondi, Tuli verticale profonda, un gesto di intesa di Braga non trovato. Vedo anche Marin che pensieroso, mi chiedevo, ecco, l'uso del power play in questo momento proprio emotivamente scarica
l'Eco City. Andiamo a bordo campo da Mattia Esposito. Sì, vi volevo raccontare un pochino il linguaggio del corpo, no? Completamente differente nelle due panchine. Soddisfattissimo Alfredo Paniccia che ha detto bravi praticamente. Intanto Matteo Braga, un'altra grande azione da parte dell'L84 Torino, tempi giusti, passaggi di qualità, arriva a calciare Braga e ancora una volta Mammarella deve opporsi. Gran palla di Tuli, veramente finta di calciare. Angolo Cuzzolino, palla dietro Tuli, sul secondo palo c'è Rescia, arriva una deviazione e un altro calcio d'angolo dall'altro lato del campo. Continuano a piovere palle gol in favore dell'L84. Tra poco torniamo giù da Mattia per fargli completare il concetto. Tuli dal corner, chiama palla Cuzzolino, visto e servito, mette giù e insiste in verticale su Braga, mismatch fisico con Fantesele. Altra rimessa per i torinesi. Cuzzolino, Rescia, Braga, spalle alla porta, raddoppiato fa uscire Rescia, Cuzzolino. Tuli di prima non si intende una volta tanto con Braga, allora prova a ripartire De Oliveira, palla per Lara, finta, chiude Tuli, rimessa a Eco City che torna a riaffacciarsi davanti, rimessa per i padroni di casa affidata a Mati Lara. Si fa vedere De Oliveira, incrocia con Micheletto, cercato, servito, non trovato. Torniamo giù da Mattia. Sì, vi stavo raccontando diciamo dei due diversi momenti anche delle panchine. Molto soddisfatto Alfredo Paniccia, quasi sconsolato invece David Marina che sull'errore di prima si è girato verso la panchina come dire adesso faccio un cambio, ma erano tutti stanchissimi e quindi ha dovuto ripensarci. Braga si gira benissimo su Fantesele e ancora una volta Mammarella nel suo duello personalissimo con tutto l'attacco dell'L84. Altra terza, diciamo forse quarta parata importante dell'ex numero 1 della nazionale. Qui la rivediamo con Braga che si è girato benissimo su Fantesele in un chiaro mismatch con uno che non è propriamente un difensore di mestiere. Eccolo qui. Poi cerca il tocco Braga, Mammarella proprio al limite della propria area di rigore. Fantesele, Nem, Micheletto, Nem, Fantesele continua a pressare forte l'L84, giù Fantesele, Micheletto gira da Nem, si fa vedere De Oliveira, non riescono a servirlo e questa è la miglior notizia possibile per Paniccia. Palla riconquistata quando abbiamo superato da quasi un minuto la metà di questa ripresa. Applaude vistosamente proprio perché nella situazione che ha spiegato al nostro Mattia Esposito nell'intervista tra il primo e il secondo tempo, e questo è stato l'esempio lampante della pressione che ha messo in quella zona di campo, non facendo giocare le così di qua. Mammarella non può neanche ritoccare la palla. Questo è proprio ecco, l'esempio di come la L84 sta interpretando al meglio la richiesta del suo allenatore. E questa palla persa dell'Eco City è un po' la fotografia fino a questo momento della sua partita. Angolo Coco Wellington, palla fuori, Raguso alto sopra la traversa. E mi chiedevo Matteo prima proprio quella, non credo che Marin abbia in testa di mettere il power play perché manca tanto, però è vero pure che non percepisco la sensazione che l'Eco City possa fare del male a questa L84 in questo momento. In questo momento poi questo sport può dirci tutto e il contrario di tutto in qualsiasi istante. Dopo aver commentato Roma-Eboli può succedere qualsiasi non dico cosa. più nulla perché 6-2 è pochissimo dalla fine, 6 pari con il rischio di perderla addirittura. Partita che si è giocata a Cisterna, dove torneremo domenica 2 sempre per la partita casalinga della Roma che affronterà il Sandro Abate di Avellino. Appuntamento sempre su Sport alle 20:45. Fantesele prova a mettersi in proprio, prova uno squillo personale. Questa è una grande occasione perché si era liberato molto bene, non trova la porta. Avrebbe bisogno l'Eco City ovviamente proprio di una scintilla, anche di un episodio favorevole. Oggi non è stato fortunatissimo con tutti i meriti dell'84. Pezzuto non fischia fallo, ma dalla rimessa l'L84 poteva starci il fallo, ma la rimessa per me era dell'Eco City. Sta di fatto
che mancano 8 minuti alla fine, il risultato è 3-0, si è rialzato nel frattempo dando uno sguardo, eccolo lì in fondo Cristiano Fusari che dice ma come fa a essere palla loro. Vistosa fasciatura nella parte alta della coscia per Fusari che zoppichicchia, usiamo questo termine abbastanza inventato però insomma per far capire un po' la condizione del giocatore dell'Ecco City. De Oliveira sinistro murato da Murilo Schiocchetta che sta facendo tante cose preziose nelle pieghe della partita, anche un paio di interventi importanti in fase di ripiegamento, in fase difensiva. Angolo Micheletto, si va a vedere Romano, blocco portato per liberare il calcio di De Oliveira, conclusione respinta, poi anzi deviata, poi ci mette il piedone Tondi, ancora corner, sempre Micheletto, la palla ancora con stesso schema dall'altro lato per Nem che però non riesce a calciare, finta di De Oliveira, ancora dal 27 Micheletto, occhio al suo mancino, sfida Murilo, passa ma viene raddoppiato da un'ottima chiusura di Coco Wellington. Poi Micheletto in mezzo al campo rischia di perdere palla, la tiene viva, si fa vedere De Oliveira, Micheletto però è isolato, non può far tutto da solo, alla fine perde palla, alleggerisce Schiocchet. Mammarella col suo rilancio, migliore uscita dalla pressione, palla diretta su De Oliveira, arriva Nem e Tondi tira giù la saracinesca. Questa era una grande occasione per l'Ecco City, attentissimo Tondi. Poi piazzato di Romano, arriva la deviazione, prova a dare la scossa il capitano dell'Ecco City, segna Sergio Romano, 3-1 a 7 dalla fine. Occhio a questo sport. Non me ne vogliano gli amici della L84, però l'Ecco City meritava un episodio del genere, proprio quello che dicevo, un tiro deviato, comunque merito a Romano che ci ha provato, perché in questo sport si deve calciare in porta perché la deviazione è sempre chiaro l'angolo. Adesso insomma diventano 7 minuti e 16 sicuramente più interessanti per noi. Secondo gol in campionato per Sergio Romano, che si riscatta così dell'errore che hai te sottolineato in occasione del gol del 3-1. L'hai detto insomma no, tu, c'è anche un rapporto personale che va al di là, no, diciamo Sergio non si offenderà. Detto questo, 7 minuti alla fine, ora il punteggio vede 3-1, si è rianimato anche un pochino il Pala Cesaroni, occhio a De Oliveira, finta, si gira, calcia! Fuori, attenzione lo abbiamo detto, perché in questo sport può succedere tutto e il contrario di tutto, serviva una scintilla all'Ecco City per tornare dentro questa partita, soprattutto, lo abbiamo detto più volte, sul piano emotivo. È arrivato il gol, è arrivata un'occasione per De Oliveira che pochi istanti fa ha sfiorato il gol del 3-2. Ancora De Oliveira, calcia sul secondo palo e Romano non ci arriva. Adesso servirebbe probabilmente un time out a Paniccia perché all'improvviso si è riacceso l'Ecco City. Sì, qua grandissima palla, non era facile questa per Romano perché era fortissima. Canto che bravo Mammarella da libero stop, fa una fenta di corpo leggendo la situazione dell'avversario, l'Ecco City che si è accesa. E insomma quello che dico sempre, io questo sport l'ho amato e odiato perché veramente può succedere di tutto da un momento all'altro. Sì, i giocatori dell'L84 che si lamentano perché insomma Nem tende un pochino sempre ad accentuare queste situazioni, ma questa volta il fallo c'era. Fa parte del gioco, però il fallo c'era. Giallo per proteste, credo per Fusari, sì. Tanto sulla panchina, lo vedete, Pezzuto glielo sventola davanti. Si ripartirà col calcio di punizione. Andiamo a bordo campo, Mattia. Sì, sarà time out per la L84 la prossima. Qualche partita l'ho vista anch'io. Occhio a Romano, finta e conclusione, pallone che va direttamente sul fondo. Eccolo il time out annunciato, un po' telefonato diciamo così, di Paniccia. Inevitabile in questo momento, l'Ecco City ha segnato il gol del 3-1, ha avuto 2 occasioni per segnare il 3-2. Paniccia ferma la partita, lo sentiamo nel minuto di sospensione. Rimettere subito serenamente la testa nel campo, ok? È il momento della partita adesso. Dobbiamo tenere 3 minuti e poi aspettiamo che mettono il portiere e la chiudiamo. Dobbiamo tenere 3 minuti forte, ok? La difesa non la tocco. Non possiamo solo difendere, dobbiamo giocare. Ma dobbiamo giocare. Dobbiamo giocare, ok? Quello che dobbiamo cercare è o la palla alta adesso all'opposto o la parallela per questo qua. E appena c'è un 3 contro 2, un 3 contro 3, un 2 contro 2 nella metà
la campo avversaria, chiudere l'azione, stop e difendere forte. Non smettiamo di giocare, per favore. Giochiamo. Se dovesse succedere quello che ha provato a disegnare nella sua testa e nella testa dei suoi giocatori Paniccia, questa è una clip per i social, te lo dico prima. Chiaramente. Guarda, detto questo, mi sembra chiare le indicazioni sì, battute a parte. chiarissima. Posso aggiungere, per spiegarlo meglio, secondo me anche per rischiare il meno possibile di prendere una transizione, un contropiede in questa fase, come per dire difendiamo forte, poi se loro sono bravi ce lo fanno un conto, ma non andiamo noi a cercarci rogne. Romano prova a partire lui fino in fondo, mette dentro questo pallone, arriva De Oliveira all'improvviso, in un amen, in un minuto le Cosidi è di nuovo dentro la partita. È lo sport più senza senso della storia, era una partita morta e adesso siamo 3-2, ha segnato il capocannoniere delle Cosidi, Giulio De Oliveira, che fa 17. Allora, proprio dal replay, se prima ho sottolineato l'errore del mio amico, adesso però sottolineo una grande giocata perché ci ha creduto fino alla fine, e secondo me questo è come se fosse un assist. Poi la bravura e la scaltrezza di De Oliveira non la devo ridire un'altra volta, però ecco, grande azione qua di Romano sulla fascia, ci crede fino in fondo, è davvero capitano qual è, insomma sta cercando di trascinare la squadra, e poi De Oliveira ci mette il suo 17° tassello. Gol e potremmo dire assist per Sergio Romano, più 4 al Fantafutsal in questo momento per lui, per rimettere dentro la partita le Cosidi. Paniccia aveva chiamato timeout vedendola brutta e alla fine non è stata una grande uscita dal timeout, perché ha preso proprio una ripartenza su una palla breccata da Romano, che ci ha creduto fino in fondo, ha rimesso palla dentro, e De Oliveira con tutta la sua saggezza tecnica è andato a spingere in porta il gol del 3-2. Eravamo 3-0 fino a 2 minuti fa e invece è cambiato un po' il panorama della partita. De Oliveira gira lato lato, brecca di Siqueira che si presenta davanti a Mammarella, micidiale, grande risposta mentale dell'L84 che ritorna a +2. Lucas Siqueira, uno dei migliori della partita. E questa è una vera mazzata, errore pazzesco di De Oliveira, e quando sottolineiamo le cose bene sì, dobbiamo sottolineare anche gli errori. Ma Siqueira, Matteo, ti do una piccola anticipazione, secondo me sta facendo una gran partita, e questo gol non arriva per caso, perché tra l'altro con tutta la fatica intercetta la palla, si fa 20 metri di campo davanti a Mammarella e la piazzi proprio con forza e qualità. È 4-2, rispento l'umore del Palla Cesaroni che era tornato a ruggire col gol di De Oliveira. Adesso le Cosidi è nuovamente a -2, ma comunque è una partita diversa ed è un finale diverso da quello che si stava prospettando. Anche dovesse mettere adesso il portiere in movimento fra poco Marin, quantomeno le Cosidi se lo gioca con un'emotività sicuramente diversa da prima. Hai detto benissimo, l'emotività è cambiata, questa è stata una mazzata, ma comunque la partita adesso è molto più aperta di quanto lo fosse prima, anche sul 3-1, insomma le Cosidi ha trovato delle forze che prima non aveva, sicuramente è stanca perché ha qualche acciacco in più dell'L84 e questo potrebbe essere un fattore importante, però insomma bellissima partita, ce la giochiamo. Aggiungo soltanto che la Cosidi sta dimostrando la grandezza di essere una grande squadra. Perché, Matteo? Perché sei sotto 3-0 con tutte le difficoltà del mondo e la riapri, attenzione qui, grande parata di Tondi, la riapri, te la stai giocando fino alla fine nonostante tutti i problemi. Questo secondo me è un altro segnale importante. Ci ha provato Nem da lontano, Tondi in spaccata, si è fatto anche male, ha dovuto aprire al massimo delle sue possibilità e delle sue anche quel compasso, concedendo solamente calcio d'angolo nel quale se ne va ad occupare André Fantesele. Battuta del 99, alzata per Romano che sbuccia questo pallone che rimane buono per Siddi, che conquista il massimo da quella situazione, ovvero un altro corner. Batte proprio Siddi, la alza, bene per Micheletto, la aggancia, non calcia, trova Fantesele, risale su di lui Rescia, tiene il possesso Fantesele e serve Romano, imbuca Siddi, rimorchio di Romano, Siddi non lo serve e va ancora da Fantesele, isolamento contro Rescia, accenno di raddoppio di Schiocchet, Fantesele, passo passo, arriva Siddi, imbuca invece per Romano che viene chiuso senza fallo. Tondi, 2 contro 1
va corto da Tuli, lancio di Rescia, Siddi di testa, non tiene il pallone in campo, non può arrivarci Micheletto, pallone fuori, risale il campo L'84 Torino, 4:20 dalla fine e inizio a vedere armeggiare con la maglia di Fantisele da portiere di movimento sulla panchina dell'Ecositi e infatti è uscito proprio dal campo l'ex FL Eboli. Sì, vediamo quanto tempo farà passare. Io credo che un altro minutino sì. vorrà vedere, perché Ullala, che giocata di Rescia, extra pass per Tuli che spreca il colpo del KO. ma spero di rivedere il replay, lo spero Mamma per gli amici mia. a casa, perché noi da qui l'abbiamo vista davanti alla nostra postazione, ma Eccola qui, perfetto replay, palla sotto la sua, che tunnel ragazzi a Micheletto. Torniamo però live perché arriva l'Ecositi con De Oliveira, sovrappone, Micheletto incrocia, non trova però lo specchio. qua era un'altra grande occasione, perché insomma sul mancino già in questa stagione ha avuto modo di dimostrare la sua forza. Ci siamo, Matteo, credo che insomma manca veramente poco all'ingresso di Fantisele come power play. Pronto già sull'ideale blocco dei cambi Andrea Fantisele con la maglia arancione. Al prossimo possesso verosimilmente pulito, diciamo, l'Ecositi rimetterà metterà il portiere in movimento. Ancora l'84 che va però conquistando una rimessa laterale con Tuli. Cuzzolino, bella palla in diagonale per Schiocchetta, arriva Rescia, visto Schiocchetta scappa all'indietro trovando Cuzzolino che poi va in verticale dietro avanti per l'L84, esce Mammarella, poi trattenuta di De Oliveira sul suo ex compagno ai tempi della straordinaria epopea dell'Ital Service Pesaro, ovvero Leandro Cuzzolino. Calcio di punizione per l'L84, 3,5 alla fine. Qua è un'altra incredibile occasione, Murillo che si inserisce sfruttando la stanchezza di De Oliveira. Adesso è arrivato il momento, Matteo, perché comunque i ritmi si abbassano con l'inserimento del portiere in movimento. L'Ecositi aveva veramente, era arrivata al massimo sforzo. Nem per Fantisele, Paulin, David Marin, 2 gol da recuperare, 3 minuti. Nem, cambio di lato, Micheletto nuovamente da Nem, si arrabbia Marin perché c'era lo spazio per la giocata e non l'ha forzata Nem. Fantisele, spalle alla porta, Nem ancora per Fantisele, cerca un rimorchio, bella palla, Micheletto, angolo, Siddi, murato da Tondi, poi calcia Rescia, la palla stava finendo in porta, viene recuperata da Nem, può succedere di tutto, risale l'Ecositi ancora col 5 contro 4 di movimento. Fantisele chiaramente si attacca con l'uomo in più, ma la porta rimane vuota, come quando eravamo bambini e c'era il portiere volante. Fantisele, De Oliveira, Nem ancora per De Oliveira, scivolamento di Raguso che tiene bene, Nem va da Siddi, nuovamente Nem, è lui a far da play, l'uscita di Micheletto, controllo e palla girata, Siddi, Nem, Fantisele, esce De Oliveira, servito con tempi giusti, la alza, una palla complicata per Micheletto che prova a rimetterla dentro, franco bollato su di lui Maxi Rescia. Sì, anche nella partita con la Roma l'Ecositi in svantaggio cercava il lato forte dalla parte sinistra del campo per andare a sfruttare il tiro di mancino di Micheletto, in questo caso anche di Nem. Rimessa laterale a 2 minuti dalla fine. Vediamo l'unico neo per l'Ecositi, che i giocatori sono arrivati a uno sforzo mentale veramente alto, mentale e fisico ovviamente. Vediamo se riescono a mantenere la lucidità fino in fondo. Micheletto, ultimi 120 secondi di partita già cominciati. Fantisele, De Oliveira, Eccola qua. Micheletto fortissimo ma alto sopra la traversa a 105 secondi dalla fine. Marco, MVP direi Lucas Siqueira, no? Sì, anche se Matteo fino all'ultimo ha avuto dubbio, perché Tuli ha fatto secondo me una Anche lui partita straordinaria, veramente. Anche Braga, grandi giocate oltre al gol, poi siamo sempre qui quando fai grandi, stai per compiere grandi, manca ancora tantissimo. 6-4-2 in casa dell'Ecositi, manca ancora un'infinità, però in questo momento mi tengo ancora il dubbio tra Siqueira e Tuli. Siddi, Micheletto fuori Mammarella, rimette il portiere in movimento. Attenzione, Palla perché recuperata, Tondi con la porta vuota.
calcia alto, la direzione era giusta, la precisione no. Time out chiamato da David Marin a 1:27 dalla fine. Contate a Lumicino le speranze dell'Eco City di pareggiare questa partita, ma mai dire mai, col punteggio che vede l'L84 avanti 4-2. Time out chiamato da Marin. Facciamo turno per lei, Facciamo. Adesso ripetiamo Sardegna, però tocchiamo il passaggio, ya stanno guardando questi passaggi, sono 3 qua, aprete, quello, se hai calcio o no, ok, dopo facciamo una fermo almeno, ok, passo del palla, del lato a lato. Torna, lui lo fare. Allora, la situazione che dicevo che l'Eco City ha provato spesso in casa della Roma, sfruttare da quella parte del campo il taglio del giocatore, poi da lì vedere. Lui adesso ha sottolineato come attenzione perché spesso si aspettano il tiro di Micheletto da quella parte, perché è quello che calcia meglio di Mancino, ma poi anche cercare di vedere se si può aprire dall'altra parte del campo una situazione di lato forte e sfruttarla velocemente con questo giro palla. Questa era una buona occasione con la palla di Nem in diagonale per Fantesele, leggermente alta, e ci godiamo comunque questi ultimi 75 secondi di partita. Lancio di Tondi cercando Braga, che però non aggancia, rimessa dal fondo per l'Eco City. Tra l'altro Matteo elencando tutti i meriti fino a questo momento dell'L84, anche Fabio Tondi, grandi parate nei momenti importanti già dall'anno scorso, portiere che è cresciuto e sta crescendo tantissimo. Fantesele, Micheletto, Fantesele per De Oliveira, chiude Cuzzolino. Alla fine l'ultimo tocco è proprio dell'argentino, altra rimessa per l'Eco City mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di partita da un secondo. Impresa ormai ai limiti del disperato per l'Eco City. Fantesele di punta, Cuzzolino sulla direttrice di porta, poi Nem, ancora Cuzzolino, 2 volte di fatto a sostituirsi a Tondi a parare. De Oliveira, lato lato, intercetto di Tuli, la palla resta lì, allontana Rescia, la prende Fantesele, campo da risalire, 40 secondi alla fine. Micheletto, Nemma, ancora da Micheletto, angolo, Siddi, ha segnato Siddi, manca mezzo minuto alla fine, secondo gol in campionato, è 4-3 per l'L84, -1 Eco City che ci fa vivere 30 secondi in apnea. Se rientrava Marella, che non so quanto si sia, come dire, mancano 30 secondi, forse è il caso che menesse il campo Fantesele. Vediamo, il tempo adesso è poco, ma mai dire mai. Ma questo è uno sport mefistofelico, se mi passi il termine, e Siddi, regalandosi il secondo gol in campionato, ha riacceso gli ultimi 30 secondi. Cuzzolino consolida il palleggio, va da Rescia, in angolo c'è Braga, Schiocchetto lo vede ma non lo trova, e adesso sono 20 secondi per l'Eco City per gestire l'ultimo possesso della sua partita, con Mammarella che gioca da Nem. Ultimo attacco, rientrato chiaramente Fantesele come portiere di movimento, Nem, De Oliveira, Nem ancora dall'11, in angolo da Fantesele, rotazione dell'L84, De Oliveira va da Micheletto, dentro, Nem col tacco, pallone sul fondo, rimessa ancora Eco City che ha ancora una chance, si fa vedere Fantesele sull'angolo di Nem che batte fuori da Micheletto. Ultimo tiro, ultima speranza per De Oliveira che calcia lontanissimo, ecco, dai pali della porta di Fabio Tondi. 3 secondi 4 decimi alla fine di un match che si è riacceso nel finale, che ci ha fatto comunque divertire e che l'L84 sta portando a compimento con 3 punti che pesano come un macigno nella sua classifica. E sulla rimessa dal fondo di Tondi probabilmente si chiuderà qui il match. Lancio con la scucchiaiata di Tondi, con Rescia che tiene il pallone in campo, suona la sirena, grande vittoria fuori casa dell'L84 Torino che batte 4-3 l'Eco City Genzano. Grande vittoria, alla fine meritata Matteo perché ha fatto qualcosa in più, ma l'Eco City
Questa sera a me ha dato l'impressione di una squadra forte, Matteo, perché in difficoltà numerica, con tante situazioni difficili, secondo me è una squadra che quest'anno farà bene fino alla fine. MVP della partita Lucas Siqueira, che ha fatto tante cose buone e importanti nelle pieghe della gara, segnando soprattutto il gol che ha rispostato l'equilibrio nel momento di massima difficoltà dell'L84, segnando il gol del 4-2 con l'Ecosidi che si era riaccesa all'improvviso con i gol del 3-1 di Romano e del 3-2 di D'Oliveira. Quel 4-2 con la palla rubata, la fuga in ripartenza e il piattone aperto su Mammarella hanno rimesso 2 gol di distanza fra l'L84 e l'Ecosidi di Genzano, un gol che è stato difeso poi con il doppio vantaggio dall'L84 contro il portiere di movimento messo da David Marin. Annulla e valso il gol a 30 secondi dalla fine, segnato da Siddi, che è valso per il tabellino e per rendere meno amaro il passivo all'Ecosidi a vincere la partita dell'L84, anche grazie a Lucas Siqueira. Ce l'abbiamo con Mattia a bordo campo. Siamo in compagnia dell'MVP di questa partita, congratulazioni prima di tutto per questo premio, ma direi di più per la vittoria, perché volevate dare una risposta dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato, è arrivata nel migliore dei modi. Sono molto contento per la vittoria e voglio ringraziare i ragazzi che hanno lottato fino alla fine e siamo molto contenti con questa vittoria. Quanto vale per voi questa vittoria su un campo così difficile come il Pala Cesaroni? Vale tantissimo, sappiamo tutto che passiamo, tutti i giorni lottando, lavorando e questo è stato merito tutto nostro. Hai una dedica per questo premio di MVP? Voglio ringraziare tutta la mia famiglia, mia moglie principalmente, che sta sempre con me e ai ragazzi. Grazie a Lucas Siqueira, linea a voi. Con questa vittoria l'L84 Torino risponde al successo del Pomezia, rimanendo al 6° posto in classifica, ma accorciando visibilmente, perché torna a -3 dall'Ecosidi di Genzano, che scala al 5° posto in classifica in virtù della vittoria della Roma in casa dello Sporting Sala Consilina. Vincono anche Metafeld, Eboli e Napoli. Ci sono le prime 6 squadre divise da 8 punti. È un campionato bellissimo, tenuto vivo anche grazie a questi risultati qui. E allora è davvero tutto dal Pala Cesaroni di Genzano, ricordando la vittoria dell'L84 Torino 3-4 sull'Ecosidi di Genzano, anche per Mattia Esposito e Marco Angelini. Un saluto e un ringraziamento da parte di Matteo Santi.